Un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. È arrivata sul Friuli l'attesa ondata di maltempo che nelle prime ore del mattino ha colpito in particolare le coste, acqua alte e mareggiate da Lignano a Muggia e la neve in montagna. Negozi e case allagate a grado, strade imbiancate tra Carni e Tarvisiano. L'atteso ciclone ha colpito il Friuli Venezia Giulia con tutta la sua forza, che ieri aveva spinto la protezione civile a diramare un'allerta di colore arancione. Ma se la pioggia finora non ha raggiunto le quantità attese, a colpire particolarmente la nostra regione è stata l'acqua alta. Grado e Lignano, ma anche Monfalcone, Trieste e Muggia si sono svegliate sferzate da imponenti onde e in particolare sull'Isola del Sole la marea ha alzato il livello del mare oltre le Bitte e il Selciato, inondando tutto il centro cittadino. Una trentina di centimetri d'acqua nei negozi e negli androni delle case per quasi 160 centimetri d'acqua alta. Situazione simile di marea nelle altre località balneari, ma l'acqua nel corso della mattinata ha già cominciato a defluire. Per quanto riguarda la montagna invece la pioggia ha lasciato spazio alla neve, in particolare nel comprensorio di Sappada e in quello di Forni di Sopra. Nel corso della giornata le precipitazioni nevose potrebbero aumentare e scendere di quota fino a circa 600 metri di altitudine, ma sarà un'ondata di maltempo molto breve perché già per domani è atteso il sole. Picco della marea più alto del previsto, ma danni contenuti grazie all'allerta meteo. Così il vicepresidente della regione Riccardi, il quale riferisce che già ieri sono stati stanziati 300.000 euro per eventuali interventi urgenti legati all'ondata di maltempo. L'ondata di maltempo che interessa il territorio vede al momento danni contenuti. Questo, ha detto stamattina il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, grazie all'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile che ha consentito di mettere in sicurezza il territorio. Il picco di marea previsto per le 9 di questa mattina è risultato più alto di quanto preventivato inizialmente, 1,66 m a Grado, 3,8 m a Trieste, 1,55 m a Lignano Sabbiadoro, 1,85 m a Marano Lagunare, 1,56 m a Monfalcone. Già alle 10 i livelli della marea risultavano in calo. Per riparare agli eventuali danni da maltempo, ieri la Regione ha stanziato 300.000 euro per interventi urgenti. Avevamo dato i segnali di allerta perché i nostri sistemi ci davano sostanzialmente un picco importante nella mattinata per quanto riguarda il maltempo. I segnali sono stati coerenti con l'andamento del picco, abbiamo registrato sicuramente delle precipitazioni importanti, tuttavia queste precipitazioni non hanno generato particolari danni, sicuramente ci sarà qualche disagio, ma non contabilizziamo delle difficoltà in ordine a questo. I nostri volontari sono presenti nel monitoraggio dell'andamento delle coste. Già ieri con il Presidente Federica avevamo firmato un decreto che metteva a disposizione le risorse per le misure urgenti necessarie per fronteggiare questo che abbiamo definito un preallerta. Dato il passaggio del picco, pensiamo che la situazione di pericolo presunto sia sostanzialmente superata. La Procura di Trieste ha deciso di riaprire le indagini sul caso Una Bomber dopo l'istanza del giornalista Marco Maisano e di 2 vittime. Nuovi elementi potrebbero emergere grazie alla banca del DNA. L'avvocato Paniz, difensore di Elvo Zornitta, che fu il principale indagato, spera che emerga la verità che possa scagionare definitivamente il suo assistito. Ha sofferto troppo, ci ha detto, e attende ancora un risarcimento adeguato. La magistratura riaprirà le indagini sul caso Una Bomber, il bombarolo del Nord-Est, che mise in atto una serie di attentati tra metà anni 90 e i primi del 2000 tra Veneto e Friuli. Dopo 16 anni dall'ultimo dei 28 colpi, la Procura di Trieste guidata da Antonio De Nicolo tornerà ad indagare, accogliendo un'istanza presentata dal giornalista Marco Maisano e da 2 donne vittime di Una Bomber, partendo da alcuni reperti come un cappello che attraverso il DNA potrebbero fornire ulteriori indizi alla luce delle nuove tecnologie non disponibili 20 anni fa. Per ora la Procura si limita a una ricognizione dei reperti. Un nome, quello dell'Una Bomber italiano, rimasto un mistero. Per anni fu accusato l'ingegnere di Azzano X, Elvo Zornitta, ma l'uomo è stato prosciolto nel 2016 dalla Procura di Trieste, dopo che si scoprì che la principale prova a suo carico, un lamirino, era stata manomessa dal poliziotto Ezio Zernar. Zornitta, oggi 65enne, distrutto dalla vicenda, si è sempre dichiarato innocente. A difenderlo l'avvocato Maurizio Paniz, che oggi commenta così i nuovi sviluppi. Sono molto felice, ho sempre dichiarato
che auspicavo che la procura o le procure aprissero nuovamente le indagini per cercare di individuare il o i responsabili. Ciò avrebbe evitato qualsiasi ragione di ulteriore sospetto nei confronti dell'ingegner Zambritta. Da quello che ho capito non c'è nulla di nuovo, ci sono reperti che erano già stati valutati, potranno essere rivalutati benissimo. Dal 2009 c'è una banca dati del DNA. Se i DNA a suo tempo individuati che avevano escluso l'appartenenza all'ingegner Zambritta dovessero combaciare con qualcuno di coloro che sono noti nella sede nazionale, bene, l'ingegner Zambritta è totalmente estraneo a questo possibile sviluppo delle indagini. Zornitta, che ha sofferto d'ansia ed attacchi di panico per la vicenda, è ancora in attesa di un risarcimento. C'è una causa in corso, quello che è stato deciso dal giudice di primo grado per noi è troppo poco, per l'Avvocatura dello Stato è troppo, il giudice d'appello deciderà. È morto l'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, aveva 67 anni, lottava da tempo contro una grave malattia, sposato, 2 figli, laureato in giurisprudenza, avvocato, è stato responsabile dell'ufficio legale della sede italiana di una multinazionale statunitense. Considerato il braccio destro di Bossi, Maroni ha fatto parte della Lega Lombarda fin dalla sua fondazione. 3 volte ministro, vice premier, ex governatore della regione Lombardia, è stato anche segretario federale della Lega. Dal 2021, quando ha scoperto la malattia, si era ritirato dalla politica attiva e secondo quanto si è appreso si è spento nella sua casa nel Varesotto, dove ha trascorso gli ultimi mesi. Con la scomparsa di Roberto Maroni, afferma il presidente della regione Fedriga, il paese perde una mente lucida e acuta, interprete di primo piano di una lunga stagione politica che lo ha visto protagonista. Sul piano personale, prosegue Fedriga, oggi piango un amico vero, una persona alla quale devo molto in termini di maturazione sia come uomo che come pubblico amministratore. In lui ho sempre trovato un interlocutore serio, attento e affidabile, innamorato della propria terra e della propria gente e lungimirante sostenitore di un modello di regionalismo che a diversi anni di distanza sta prendendo forma. La terza commissione del Consiglio regionale ha approvato ieri il regolamento sulle residenze per minori. Si va invece verso una legge unitaria per tutelare i caregiver. Con i voti della sola maggioranza, la terza commissione del Consiglio regionale ha approvato il nuovo regolamento per le comunità per minori che prevede dei criteri per l'iscrizione delle strutture nell'apposito registro. Il vicepresidente Riccardo Riccardi ha sottolineato come il documento sia frutto del lavoro di 1 anno e mezzo con un costante confronto sul territorio. Il precedente documento, ha spiegato Riccardi, era degli anni 90 e prevedeva solo autorizzazioni con disparità diretta e servizi importanti. La regione FVG ha applicato quello che è un documento nazionale in merito a standard e personale. La terza commissione ha anche affrontato la legge sui caregiver e verrà creato un gruppo ristretto per cercare la sintesi tra le proposte di legge presentate dai consiglieri Walter Zalucar e Chiara D'Agiau del Partito Democratico. Il comitato punta a concludere i lavori entro gennaio in modo da arrivare ad approvare una norma in supporto alle persone che si prendono cura di un familiare bisognoso di assistenza a casa. Accordo tra Confartigianato e Regione per l'organizzazione di un recruiting day mirato ai giovani che vogliono riscoprire il mestiere dell'artigiano. Più di 80 i posti a disposizione. Ci si potrà candidare fino all'8 dicembre e poi il 15 dicembre a Arana del Royale si incontreranno realtà artigiane del territorio in cerca di nuovi lavoratori. Si chiama Matching Day Job ed è l'iniziativa di Confartigianato per avvicinare i giovani al mondo del lavoro artigiano. Una quarantina le aziende che hanno risposto presenti all'invito e sul tavolo ci saranno 85 posti di lavoro. Sono numeri importanti, ma sono numeri diversi da quelle delle grandi aziende. Sono un legame forte con la tradizione, con i grandi mestieri che hanno reso grande anche la nostra regione. Sono proprio la possibilità di una riflessione ulteriore sulle modalità di affiancamento delle piccole imprese artigiane con i giovani per la trasmissione dei saperi. Fino all'8 dicembre si potranno inviare le candidature, poi dal 9 al 13 dicembre i selezionati e le aziende saranno messi in contatto e infine il 15 dicembre ci saranno gli incontri di persona con un colloquio e magari già un contratto di lavoro. A Udine, Largo delle Grazie, è stata inaugurata la fontana che ritrae il volto di padre David Maria Turoldo.
È il primo passo con cui Udine celebra nel trentennale della scomparsa la figura di padre David Maria Turoldo. La fontana che ritrae il suo volto ora è tornata in condizioni simili a quando fu scolpita e un cartello trilingue ne racconta la storia. L'ha vista lui e penso che sia stato un omaggio proprio dello scultore Patà di Artegna, che in quegli anni dialogava proprio con padre Davide Maria Turoldo, che era qui presente in Basilica, è stato 4 anni qui a Udine e gli hanno dedicato questa faccia in pietra proprio per ricordare probabilmente questi dialoghi di un grande uomo, di un grande sacerdote, di un grande poeta, di un grande friulano, perché padre Davide Maria Turoldo non ha mai dimenticato il Friuli, lo ha cantato in maniera encomiabile nei suoi poemi, ma anche nel film Gli Ultimi. Nel cartello che illustra la fontana sono riportate parole di Turoldo che richiamano alla stoltezza della guerra. Dice che la guerra è un atto senza ragione e dove non c'è ragione c'è guerra, e quindi insomma è particolarmente profetico anche quello che c'è scritto sul cartello che illustra la fontana, di quello che Turoldo ha rappresentato nella capacità di interpretare il cuore profondo degli uomini e di indirizzarli sempre verso un messaggio di pace. Quindi con questa inaugurazione è un altro inno alla richiesta di pace, perché l'uomo deve recuperare questi valori fondamentali e i friulani su questi valori sono molto attenti e sono insomma fedeli anche alla profezia di Turoldo. Al centro commerciale Città Fiera è inaugurato ieri sera il primo store ufficiale del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Assessore, è proprio il caso di dirlo, Friuli Venezia Giulia adesso in vetrina col marchio Io sono FVG e questo importante store al Città Fiera. Sì, questa è proprio la prima vera vetrina di Io sono Friuli Venezia Giulia, un'iniziativa oggettivamente legata a un'attività commerciale, ma la finalizzazione delle produzioni del Friuli Venezia Giulia è quella di essere poi posta in commercio nella disponibilità dei consumatori, ma è anche il modo per far vedere come, mettendo a sistema un intero mondo di produzioni le più eterogenee, di produttori più eterogenei, si riescono a creare invece degli sbocchi univochi sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista della comunicazione del brand, che quindi dà quel supporto importante che era quello che ci attendevamo. E oggi è un marchio che invece va in quella direzione, una direzione che a livello internazionale viene guardata con grande interesse e grande attenzione. E oltretutto ovviamente un valore aggiunto per la promozione delle eccellenze della nostra regione, e sono contento che all'interno di Città Fiera ci sia uno store come questo, perché tutte le aziende che ci hanno creduto e che ci crederanno possano fare sistema e presentarsi al mercato in modo univoco con la sommatoria delle eccellenze, che è il valore aggiunto, cioè essere in grado di fare squadra. Per questa edizione è tutto, tra poco a voi la linea, grazie per l'attenzione, arrivederci.